Il cuore pulsante dell'occhialeria bellunese da tempo ha spostato il suo quartier generale nella zona industriale di Longarone e fa impressione osservare gli stabilimenti che sfornano gli occhiali più famosi al mondo. Sono uno vicino all'altro: Telios, Marcolin, Safilo, i primi col vento in poppa, Safilo con la fresca dichiarazione di 700 esuberi che venerdì pomeriggio saranno discussi al tavolo regionale. Dall'amministratore delegato di Marcolin, Massimo Renon, oggi è arrivato un messaggio di solidarietà per nulla scontata ai lavoratori. Noi facciamo gli auguri a tutte quelle donne e quegli uomini di Safilo che stanno vivendo sicuramente un momento difficile e di grossa indecisione. Noi vogliamo fare tutto quello che è possibile, se riusciamo e se possiamo, per aiutarli. È ovvio che il nostro primario obiettivo è garantire alle persone di Marcolin un futuro, un'occupazione solida e stabile. E il futuro di Marcolin appare florido, con un fatturato a 482 milioni di euro nel 2018. La strategia messa in campo nel 2019 ha dato ottimi frutti, sia in termini di partnership con i marchi che hanno successo globale, che nel rafforzamento di filiali e della rete di distribuzione. Abbiamo assunto negli ultimi 18 mesi oltre 200 persone, abbiamo portato a bordo marchi importanti, globali, abbiamo investito nell'infrastruttura tecnologica e adesso vogliamo anche massimizzare e consolidare questi investimenti. In un momento molto caldo per l'occhialeria, Renon spiega come sia necessario concentrarsi per sviluppare le competenze capaci di massimizzare le opportunità di mercato. Formazione, sostenibilità e fattore umano sono gli altri 3 step del piano per la crescita futura di Marcolin, il cui pacchetto di maggioranza è nelle mani del fondo francese PAI. Timori su eventuale volontà di disinvestimento non ce ne sono. Io non credo che succeda sinceramente, abbiamo ancora delle capacità, delle competenze in questo territorio che sono il vero valore aggiunto di questo settore.